In Sicilia anche le case di cure convenzionate faranno la propria parte nella campagna di vaccinazione anti-Covid, effettuando fino a un massimo di 80 somministrazioni al giorno per ciascuna struttura. È il risultato di un accordo stipulato dalla Regione Siciliana con l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, che consentirà in tutto il territorio siciliano di ampliare ulteriormente gli hub e i centri vaccinali. Il protocollo siglato dal presidente della regione Nello Musumeci e dal numero 1 di AIOP Sicilia Marco Ferlarzo non prevede alcun costo a carico della regione. In particolare le case di cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari, il personale, i locali, i frigoriferi, che saranno necessari ad accogliere quanti vorranno ricevere il vaccino, mentre spetterà alle ASP locali assicurare l'approvvigionamento e la consegna dei vari sieri. Le case di cura inoltre metteranno a disposizione un proprio team composto da almeno un medico per le eventuali reazioni avverse, un infermiere e un amministrativo, i quali dovranno prima essere stati vaccinati. Il personale in questione sarà formato dalle ASP locali. Anche nelle strutture private i criteri di somministrazione del vaccino ovviamente rispecchieranno le priorità e i target del piano sanitario nazionale. Le strutture private che aderiranno all'iniziativa andranno via via ad aggiungersi sulla piattaforma telematica per le prenotazioni a quelle già attivate dalla Regione e operative in Sicilia.